morbidezza, si sente il tatto, è molto importante, e la piacevolezza del toccare il cibo. Io direi che la colomba in sé è ottima, proprio come diceva Franca, mangiarlo con le mani si dà subito la percezione dell'impasto e appunto della struttura della colomba, che si mangia veramente a pezzetti. È una sensazione che va direttamente al cervello. Ecco, chi ha mangiato le colombe normali, e le abbiamo mangiate tutti perché capita nella vita senza fare nomi, però senti la stopposità. Infatti qui l'umidità è molto interessante. Esatto. È fondamentale, e poi ha un'elasticità anche, quindi non è solo soffice, cioè, lo sapevamo, no? Ma ne abbiamo avuto la conferma, è un ottimo prodotto, e ti dirò di più, a me piace anche l'abbinamento. Tu sei già passata a piedi pari, noi avevamo un po' di paura a questa fase, tu sei già... No, io lancio già proprio questa bomba, e vi dico che a me piace, ti racconto anche perché questo è un prodotto, questa colomba, molto ricco, molto intenso di gusto e di sapore. La mandorla è tostata al punto giusto, gli zuccherini profumano tantissimo, cioè la prima cosa che ci siamo detti, mamma mia, senti questi quanto è. L'arancia è gradevolissima, l'impasto è ricco come deve essere, in burro, zucchero, uova, e un vino come questo che comunque mi pulisce la bocca, no? Forse perché è senza pretese, no? Che in realtà è il suo punto di forza maggiore. A me piace perché non mi va ad appesantire, e anzi veramente adesso me ne berrò un altro, volentieri un altro bicchiere. Io mi accodo subito perché io avevo questa sensazione che mi potesse piacere. Quando Elisabetta aveva lanciato questa cosa io l'ho colta subito, anche non solo per l'originalità, ma perché io sapevo che poteva piacermi. Sono anche io una persona un po', come dire, fuori dagli schemi, e in effetti quello che hai detto tu, Sissi, è centrato. A me Sissi piace. Franca, adesso tocca a te. Il palato, come abbiamo lanciato prima il guanto della sfida, parla. Il palato parla, e di conseguenza regge molto bene la burrosità, la morbidezza dell'impasto, le uova, l'arancia candita. Sì, secondo me regge benissimo. Che dire? Un altro calice. Adesso facciamo dire anche a te qualcosa. No, allora, il rischio di abbinare un vino non dolce ad un dolce è sempre che uno faccia del male all'altro, nel senso che potresti sentire amaro il vino, potresti non apprezzare più la dolcezza della colomba in questo caso, e invece sarò di parte, però l'azzardo fatto qualche settimana fa in realtà ci stava, perché il vino in particolare, secondo me, a parte pulire bene la bocca, tira fuori e ben si accosta all'amarognolo dell'arancio candito, e quindi trovo che si amino nel vero senso della parola. Ragazzi, ho fatto una cosa, contro tutto. Esperimento riuscito. Arrivando verso la fine della bottiglia possiamo godere anche di questi lieviti, E di questa opacità che è molto bella. Diventa proprio un altro vino. E voi qui avete questo bellissimo spazio, che è un po' lo spazio che è il vostro wine shop, che è il vostro punto di degustazione. È sempre aperto, come lo gestite? Allora, su appuntamento preferibilmente, perché noi non essendo sul posto magari... Quindi abbiamo www, ce l'abbiamo? www.poggiodellegrazie.it. Poi una bellissima pagina Facebook, immagino Poggio delle Grazie. Poggio delle Grazie Winery Page. Perfetto, quindi mettetevi sempre in contatto con questi sistemi e dite: voglio venire a degustare il vostro frizzante rosato, frizzante, la colomba Frizzante rosa. Comunque quello che voglio dirvi è che in realtà oggi abbiamo fatto questa prova un po' particolare, sicuramente riuscita, però continueremo perché abbiamo altri abbinamenti da proporvi, con vini magari con residui zuccherini più importanti, vini più delegati tra virgolette al dolce, e lì poi insomma non vi anticipiamo nulla, ma continuate a seguirci dopo questa prima puntata. Abbiamo altro da dire? La chiudiamo qui? Un ultimissimo brindisi con quest'ultimo goccio. Esatto. Bene. Grazie. Grazie. Grazie.